Siamo arrivati ai ringraziamenti finali e quindi bisogna sempre essere molto brevi in queste cose. Tutti i ringraziamenti penso sono già stati fatti, anche se molti restano nel cuore, vorremmo far parlare molte altre persone, ma credo sia utile a questo punto concludere. Mi sia consentito solo di ricordare ancora due personaggi solo, che sono rimasti in ombra ma che sono pilastri portanti di questo premio. Uno è la signora Maria Rosa Pavà, che lascia parlare il marito, ma in realtà appunto è un altro pilastro di questa nostra iniziativa. Dico nostra perché ci sentiamo veramente tutti partecipi di quanto abbiamo fatto con cuore e speriamo anche con interesse per i giovani e per tutti coloro che hanno partecipato. L'altra persona è il professor Giancarlo Dalmaso, che è il segretario di questo premio e senza il suo impegno niente affatto burocratico, ma dato, partecipe, vivo, noi avremmo avuto veramente grandi difficoltà a tenere insieme un'organizzazione che, volere o non volere, è sempre molto complessa. Naturalmente volevo anche aggiungere in questo segno di apprezzamento e di stima tutti gli autori che sono rimasti esclusi dalla difficile preselezione che gli amici del premio hanno fatto. Non è cosa da poco selezionare fra 72 opere, prima una rosa di 15, poi infine la rosa delle 3 opere che sono state indicate alla giuria perché scegliessero il premio definitivo. Abbiamo fatto il nostro meglio e speriamo certamente di migliorare nel successivo premio, che mi auguro avrà molte edizioni ancora. Io concludo subito con una considerazione sui valori di questo premio, che non è un valore solo, perché si richiama a tutto un complesso di valori che emerge già dalla scelta appunto a favore delle culture locali e alla scelta indirizzata ai giovani, ed è proprio questo che tra tutti i valori che confluiscono nel premio costituisce il valore più significativo, così si può dire, quello di tentare una ricostruzione di quel patto fra le generazioni che è indispensabile a qualsiasi società, in un tempo in cui questo patto sembra apparentemente deteriorato. Gli studiosi che ci hanno offerto le loro opere hanno dimostrato come invece sia ancora viva e pulsante questa vena di memoria fra gli anziani e i più giovani per la continuità della vita. Di questo li ringraziamo naturalmente e naturalmente terremo altrettanto conto delle esperienze che abbiamo avuto, degli errori che forse ci sono stati, comunque delle inadeguatezze per fare ancora meglio nell'anno venturo. E con questo dichiaro chiusa la prima edizione del Premio Nazionale dei Giovani Costantino Pavà 1990.